Oltre 20 editori delle emittenti televisive siciliane si sono incontrati ieri mattina nel cuore della Sicilia, a Caltanissetta, presso l'Hotel San Michele. In discussione tra gli editori, che rappresentano l'informazione territoriale dell'intera isola siciliana, le problematiche del settore radio-televisivo, analizzate alla luce dell'esperienza maturata dopo oltre 2 anni dal passaggio al digitale terrestre. Tutti sono stati concordi nel constatare come lo switch off del 2012 abbia comportato per le TV siciliane notevoli investimenti economici per predisporre delle tecnologie necessarie alla trasmissione digitale. Investimenti ancora del tutto improduttivi che rendono ancora più grave la situazione economica delle TV alla luce del notevole calo del numero degli inserzionisti dovuto alla crisi generale, ma soprattutto all'incapacità di una classe politica regionale che non è stata in grado di gestire tramite i fondi europei proprio lo switch off del 2012. Politica regionale che successivamente si è riconfermata incapace dopo l'approvazione nel 2013 della legge sull'editoria, fortemente voluta dagli editori, ma rimasta inapplicata perché senza decreti attuativi. Gli editori televisivi siciliani aderenti all'Area TV Sicilia hanno quindi approvato una serie di iniziative che metteranno in atto già dalla prossima settimana per fare fronte comune e garantire la continuità e la storia delle emittenti televisive locali che da oltre 30 anni svolgono un servizio pubblico non riconosciuto e troppo spesso sottovalutato dalla classe politica. Abbiamo trovato un'intesa comune oggi, oltre 20 editori di tutta la Sicilia, per dire basta a questo sistema dello smantellamento dell'emittenza locale. Noi rivendichiamo i nostri diritti, vogliamo l'applicazione della legge sull'editoria ferma da oltre 1 anno e mezzo presso la regione siciliana. Chiediamo di attivare tutti gli incentivi, i fondi europei e soprattutto vogliamo capire qual è il futuro dell'emittenza locale, perché siamo stanchi di essere ribaltati dal Ministero all'Autorità per le Garanzie e di vivere di proroghe continue su una dismissione delle frequenze che non trova la sua applicabilità nel nostro territorio.